Il profeta Eliseo, al clamà un fi di profetis, ei dice: mettiti la cinturie, chiappe su la impole dal vueli e va a Ramot di Galaad. Arrivad lì, cirdi catafurieu, fi di Giosafat, fi di Nimsi. Quanche tu lo schiatat, fassi in mut cal vegli via dai suoi compagni e mettilo tu ne chiamare a part. Allora tu chioleras la impole dal vueli e tu struccheras sul suo chiav dicint: il Signore al dis così: io ti hai ungiut a re di Israele. Poi dopo vierge la porta e schiampe cence fermati. Il giovine al partì per Ramot di Galaad. Quando arriva i suoi restanti dai soldati, e eri sentati insieme, al dice: so restant, o vares di diti une paraule. Io gli domanda: a cui di noi? Al risponde: proprio a te. Allora io agli va su e agli entra in chiesa. Il giovine al strucchiar il vueli sul chiave e dice: il Signor Dio di Israele al dis così: ti hai ungiut re sul popolo del Signore, su Israele. Tu sdrumaras la chiesa di Acab, tuo paron, e mi svindicarai dal sang dai miei fameis, i profetis, e di tutti i fameis del Signore su Jezebel. E su tutte la fame di Acab offruccerai la ghernasie di Acab, tutti i maschios che sedin libers o sotans in Israele. O tratterai la ghernasie di Acab, compagno di che di Jeroboam, figlio di Nabat, e di che di Base, figlio di Achie. Riguardo a Jezebel, le sgnanglaran i chiams tal chiam di Israele e nessun non le sotterrerà. Da spo al divierge la porta e al schiampa. Io, agli si fur per tornare dai graduati dal soparon, i domandarin: Dut ben? C'è al vignuto a fa chi di te che il mat? Al risponde: o cognoseis pur l'om e li sos chiacaris? Ma lor i diserin: noi è vere, spieghiti miei. Al dice: mi ha fevelat così e mi ha dit: il Signore al dis chest, ti hai ungiut a re di Israele. Dal moment duc acchiapparin lis lor mantelinis e li slargiarin sotto di lui parfin sui schialins, a suonarin il cuar e a berlarin: io ale re. Io, fi di Giosafat, fi di Nimsi, al preparà une congiure quintri di Joram. Joram, con tutte Israele, stava difendendo in quel momento Ramot di Galaad, quintri un attacco di Casael, re di Aram. Ma il re Joram agli era tornato a Israele a farsi medea gli sferidis che avevano fatto gli arameos, telote che gli era impegnato quintri Casael, re di Aram. Io al dice: sovessin tut che nessun non abbandoni la città per la portai la nuove a Israele. Io al montà sul chiare al partì per Israele. Joram agli era malato e Acazie, re di Giude, agli era venuta a chiatalu. La uaite postade sulla torate di Israele e viode arriva la troppe di Jeu e a dice: ho visto une troppe. Joram all'ordena: chioleit un cavalier
e mandai-lo di che stent a domandaiur, dut ben? Il cavalier alle denan di Ieu e i domandà, così al fevele il re, dut ben? E risponde Ieu, se ti interessi alla tisi al vadut ben, passe daur di me. La White e visà, il mes all'arrivà di lor, ma non torna in daur. Allora il re al mandà un altro cavalier, che arrivà lì di lor e ur domandà. Il re al dis così, dut ben? E risponde Ieu, se ti importi alla ti, seduta al va ben, passe daur di me. La White e visà, all'arrivat di lor, ma non torna in daur, dome Ieu fidi nimsi alle bondi faune tal, si comporte propi cence pel di giudizi. Disse al Joram, che si prepari il chiar e attaccare il chiar. Joram, re di Israele, e Acazie, re di Giude, appartirin ognun sul suo chiar inquintri a Ieu. Lui inquintrare in tal chiam di Nabot di Israel, quanche Joram al vio de Ieu i domandà, dut ben Ieu? Che l'atri risponde, c'è domande, con tant che durin li sporcaris di tomari Jezebel, e tutti siei stramezz. Joram al voltal chiare al schiampà berlant a Acazie. Acazie, nus han tradis? Ieu al veve tindut il suo arc al chiappà Joram, entri gli spadolis, e la freccia i passà al cur dal re, cal plombà iu sul suo chiar. Ieu i dise al suo scudir Bidcar, tiri lo vie e butti lo tal chiam di Nabot di Israel. Visiti, quanche io e te ierin tutti doi sul chiar da ur di sopari Acab, il Signore la proferide quintri di lui queste sentenze. Usail garantis, o hai viodut il sang di Nabot e il sang dai suoi figli, sentenze dal Signore. Io ti tornerai il mal in quest stes chiam, sentenze dal Signore. Tirilo via e buttilo tal chiam, da urca l'ha dit il Signore. Quanche Acazie, re di Giude, al viode un etal, al schiampà per strade di Bedgan, ma io i core daur, e all'ordena, anche lui, fruciailo, al resta ferit sul suo chiar, sulla sua subide di gur, d'ogne di Ibleam, e alle apparasi a Megiddo, là che al morì. I suoi fameis lo portarin sul chiar fin a Gerusalemme e lo sotterrarin tal suo tombal tesitate di David. Si era dal 11° anno di Joram, figlio di Acab, quanche Acazie agli era diventato re di Giude. Ieu al tornà a Israele e Jezebel avvia savelu. Si truccai voi, si comedai chiavei e si mette sul barcon. Quanche io arrivà sulla porta e dise, dut ben, Zimri, come che tu hai scopato il tuo paron? Io alciala su verso il barcon e al dise, cui esal con me, cui? E 2 o 3 chiastrats si plearin iu vers di lui. Ur dise, buttaile iu, le sgurlarin iu e il suo sang al spargotà il mur e chiavai
e io i passare in parsore dal quarp. Agli entrà al mangiai al bevè, poi all'ordenà, rangiai si vuatris con queste maledette e sotteraile, parce che egli fie di re. Aler in par sotterale, ma chiatare in dome la crepe, i pis e gli smans. A tornare in a contaia io cal disè, si è colmade la peraule dal Signor, che l'ha dit a miec dal suo famei Elie il tisbit, dal chiam di Israel i chiams a diluviare in la chiar di Jezebel. Il cadaver di Jezebel alzerà come l'edan spandut pe campagne, di mood che non si potrà di che este e Jezebel.